Buonasera a tutti e benvenuti a 4 domande A, l'appuntamento serale della pagina Facebook Economia Forte e Futuro Migliore. Io sono Matteo Grigoli e questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Ivan De Beni, presidente della Federalberghi Lago di Garda, Verona. Buonasera Ivan e benvenuto a 4 domande A. Ciao Matteo e grazie per l'invito e grazie a Ecco, tutti. allora, incominciamo subito con la prima domanda. Finalmente abbiamo ottenuto per la stagione 2020 la possibilità di riaprire. Le prossime 2 settimane, per chi ha già deciso di aprire gli alberghi, dovrà vivere di turismo interno, quindi della regione Veneto. Invece dal 3 giugno si dovrebbe partire a regime. Come si prospetta la stagione 2020 da un punto di vista di Federalberghi? Ma allora io ti parlo principalmente per la nostra zona, per l'area veneta del lago di Garda, perché poi c'è il mare, c'è la montagna, quindi sono tipologie di turismo diverso, bacini diversi, flussi di turismo diverso. Insomma, per quanto riguarda il lago di Garda, sicuramente saremo gli ultimi a partire perché come tu sai benissimo, noi per l'85% viviamo di turismo che viene dall'estero, principalmente il 65% sono turismo che viene dalla Germania, poi abbiamo un 10-11% che viene dall'Inghilterra, poi c'è una buona percentuale che è tutta la zona del nord Europa, quindi Olanda, Danimarca e via dicendo, e un 10-12% che è un mercato italiano. Quindi noi abbiamo negli anni coltivato in maniera molto intensa quello che è il mercato europeo. L'inglese già subito, dopo poche settimane di blocco e poi entrando anche loro in ritardo in confronto a noi nel problema del coronavirus, ci ha comunicato che sicuramente saltano il 2020 e quindi vanno direttamente al 2021. Il tedesco, il governo gli consiglia di non venire in Italia fino al 15 di giugno, Mhm. quindi è un Dopo consiglio, Corcodonni. esatto, e tu sai meglio di me che il tedesco rispetta i consigli del proprio governo, quindi quando ubbidisce un pochino di più, e quindi avremmo qualche sporadico turista che sicuramente scende verso fine maggio, ma i primi di giugno, però non è quello il turismo al quale noi siamo abituati e di cui abbiamo bisogno. E quindi principalmente il grosso, diciamo, dell'attività si inizierà a vedere verso i primi di luglio. Grosso di attività però che non deve essere interpretato male, insomma, sarà un'estate e quindi un flusso di turismo molto ridotto confrontandolo per quello che noi siamo abituati e quindi avremo una situazione tale sulla quale dobbiamo anche un po' districarci e sopravvivere. Io, confrontandomi anche con altri colleghi, ormai per noi la stagione 2020 è andata e quindi quello che noi riusciremo a fare a luglio, agosto e settembre, perché dopo la stagione da noi quando è metà ottobre, fine ottobre finisce, per noi questo, quello che riusciremo a fare in questi mesi qua, è quello che poi ci permetterà di arrivare a primavera del 2021, superare l'inverno e arrivare al 2021. Quindi capisci bene che la situazione è un po' diversa, ecco. La Sì. zona montagna mi dicono che invece stanno ricevendo delle richieste, anche perché sembra che è una tipologia, quella della montagna, che è un po' più
richiesta per i problemi che abbiamo. Il mare, anche loro, poverini, hanno una stagione ancora più ridotta della nostra, quindi se riescono a fare luglio e agosto è già fatto quello, insomma, perché dopo settembre, E come con sai ombrelloni benissimo, il mare si dimezzati. come. Ecco, sì, poi ci sono quelle problematiche lì, ci sono queste linee guida alle quali noi dobbiamo, come Ma le Federalberghi vediamo dopo. avevamo, ma quello le vediamo dopo, non Vediamo volevo dopo. anticipare niente. Ecco. Ma appunto, nonostante il turismo abbia un indotto, un rapporto dell'indotto con il PIL, un rapporto diretto pari tra il 5 e il 7%, mentre se guardiamo l'indirettamente, quindi tutta la parte ristorazione e agenzie viaggi, arriviamo tra il 13 e il 15%. Durante il periodo di chiusura, ho notato una grande assenza da parte del ministro addetto al turismo e alla cultura, se non era, soltanto alcune volte è apparso per parlare dei musei. Come valuti questo comportamento a parte del ministro, a parte che associare cultura e turismo in una nazione dovrebbe avere due ministeri ben separati? Ma perché abbiamo un ministro al turismo? Sulla carta. Guarda, è vergognoso. Innanzitutto è rimasto assente durante l'80, se non il 90% del lockdown. Non ha fatto una conferenza stampa, non ha neanche minimamente detto vi sono vicino, sto lavorando per voi, mi sto preoccupando del settore del turismo. Quindi, ma questo ce l'aveva già dimostrato, ma questo ce l'aveva già dimostrato quando, già quando aveva ricoperto il ruolo precedentemente, non mi ricordo più sotto con quale premier, insomma, era stato già ministro del turismo. Il ministro Franceschini non gliene, scusate il termine, non gliene frega niente del turismo. Lo vedi anche quando fa gli interventi in televisione, quando si parla di turismo, sorride, sembra quasi che, ma sì, ma tanto, sicuramente riprenderemo i numeri. Poi adesso si è inventato questa cavolata del bonus famiglia, del bonus vacanze, A carico degli albergatori. a carico degli albergatori che intanto tu che vuoi usufruirne devi dimostrare attraverso le tabelle ISEE che hai un reddito che è sotto i 40.000 euro, dopodiché ti danno questo bonus, poi tu arrivi in albergo, devi consegnarlo all'albergatore, l'albergatore poi lo può recuperare dalle tasse sui redditi che farà in futuro. Ma se io non faccio redditi nel futuro e non devo pagare tasse, quella cosa mi rimane in cassa a me. Quindi noi come Federalberghi avevamo previsto invece una cosa un po' più intelligente, che era quella che chi andava in ferie per il soggiorno tranquillamente lo portava la fattura la portava dal proprio commercialista e lo detraeva personalmente dalle tasse personalmente. Quindi in questo modo la platea era un po' più allargata, in questo modo sicuramente non si andava a pesare a livello burocratico e a livello di dimostrazione sull'albergatore e può darsi che alla fine avremmo ricevuto molto, molto più consenso. Ecco, io voglio vedere col senno di poi alla fine quanti effettivamente usufruiranno di questo bonus vacanza. Era troppo Quindi facile. rispondendo alla tua domanda, io non vedo un ministro del turismo attualmente in Italia, è completamente assente e quel poco che fa lo fa contro il turismo. Sì, la loro preoccupazione era la prenotazione con pagamento anticipato perché con l'ansia che qualcuno pagasse in contanti. Vabbè, sì, Vabbè, perché dopo c'è anche quel fattore lì, perché noi dopo nella testa di alcuni politici, noi operatori turistici siamo degli evasori, no? Noi, come tutti gli eh, imprenditori. sì, noi siamo degli evasori e quindi dobbiamo essere controllati sotto i minimi particolari
E quindi purtroppo quello che ci è stato dimostrato in questi mesi sono operazioni o azioni di personaggi che non sono imprenditori, che non conoscono attualmente quelle che sono le dinamiche dell'imprenditoria e specialmente a livello turistico. Ecco, allora mettiamo da parte il Ministero, parliamo ora a livello regionale. Per fortuna che hanno deciso di applicare le linee guida proposte dalle regioni e non quelle dell'INAIL. Vogliamo spiegarle brevemente? Ma guarda, lì intanto c'è stata una grande mossa del nostro governatore che ha tenuto la barra dritta, ha puntato i piedi e in una notte, dalle 1 fino alle 4 di mattina, si è battuto come un leone per inserire le linee guida della Regione Veneto, come anche altre regioni, come allegati al decreto che poi ci ha presentato a suo modo il nostro premier, ok? Quindi bisogna dare merito comunque che la Regione Veneto è sempre stata sul pezzo, è sempre stata al nostro fianco e ha anticipato anche quello che dovevano essere la vicinanza agli imprenditori, perché la carenza principale è stata che è stato fermato un paese, però contemporaneamente non ci si è preoccupati anche di che questo blocco cosa poteva causare a livello economico. Quindi, tornando alla tua domanda, la Regione Veneto è stata pronta immediatamente a proporre, a mettere sul tavolo delle linee guida per mettersi in sicurezza noi, perché la maggior parte, come tu sai bene, degli albergatori, ma comunque degli operatori turistici, sono a gestione familiare. La ricchezza del Veneto è che chi fa questo mestiere lo fa perché lo fa in maniera proprio a gestione familiare, quindi mettere in sicurezza noi imprenditori, mettere in sicurezza i nostri collaboratori e mettere in sicurezza di conseguenza i nostri turisti. Quindi le linee guida sono state prontamente messe sul tavolo e questo ci permette immediatamente di avere una traccia sulla quale iniziare a lavorare. Poi ci sono delle piccole accorgimenti, perché in merito al buffet, in merito all'uso delle mascherine costantemente nelle strutture anche da parte dei coniugi o delle famiglie, abbiamo in questi giorni produrremo una serie di osservazioni che sia da parte di quegli operatori che sono già aperti, quindi anche nell'operatività lavorando possono riscontrare se queste linee sono funzionali o meno. E quindi avremo l'opportunità di consegnare alla Regione delle osservazioni per fare delle piccole integrazioni o modifiche. Quella del buffet, tu lo sai benissimo perché sei stato anche uno di quelli che ha partecipato attivamente a come consigliare le osservazioni e le modifiche, è stato nell'arco neanche di 48 ore già modificato. Quindi questo è anche bello, no? Della velocità con la quale si ascolta e si recepiscono i consigli e le proposte degli imprenditori. Questo accade principalmente nella Regione Veneto e quindi io mi sento anche rassicurato da chi ci governa perché con il confronto e con il dialogo si recepiscono queste necessità. Diciamo che il nostro governatore è una task force unica di 5 milioni di persone a costo zero. Sì, esatto. E poi questa task force lui la ascolta perché qualsiasi veneto che gli dice ma guarda su questa cosa potrebbe essere, dovresti metterci una modifica o qualcosa, lui non è che ti manda al diavolo, lui ti ascolta. La verifica e poi la combina. Esatto. Ecco, allora diamo per consolidato che il 13-15 giugno si riparte. Noi imprenditori siamo pronti in tutti i settori, però ritorniamo ai problemi storici del lago di Garda, la DMO,
i trasporti pubblici, Navigarda, EMT, il collettore, come si presenteranno? Come verranno affrontati? Ma guarda, io ho fatto in queste settimane una considerazione perché sicuramente tutti gli argomenti che tu hai citato non si sono spenti, perché il lavoro sul collettore sta andando avanti, la DMO sta andando avanti. La cosa bella che ho percepito in tutta questa cosa, in tutto questo momento di difficoltà, è che si sta facendo veramente finalmente rete. Perché per quanto riguarda la DMO abbiamo aperto un bellissimo dialogo anche con i colleghi della Sponda Lombarda e del Trentino, e quindi sempre con la regia della Camera di Commercio stiamo lavorando su un progetto di promozione turistica piuttosto importante, che non riguarda solo la sponda veneta, ma riguarda anche le altre sponde, quindi tutto il lago nella sua interezza. L'abbiamo presentata questa idea anche all'assessore Caner, il quale ha ampiamente dato la sua disponibilità a portare avanti, e quindi la Camera di Commercio avrà il compito di fare da coordinatrice in questo senso. In tutta questa cosa si è aggiunta anche la provincia di Verona e anche la città di Verona, quindi stanno accadendo delle cose che fino a qualche mese fa o qualche anno fa non accadevano, perché tu sai bene che un grande scoglio sul quale si lavorava era proprio quello del campanile, no? Eravamo tutti un po', individualisti, pensavamo soltanto al nostro orticello, e quindi ci facevamo anche un po' di guerra tra di noi, e quindi adesso sotto questo punto di vista si stanno rivalutando tante cose. C'è anche un'idea, che è quella, però è un po' laboriosa e ci vorrà un po' più di tempo, di unire le due DMO, cioè di unire la DMO del Lago di Garda e quella di Verona. Però questo è un po' più laborioso da fare, perché comporta anche delle delibere regionali e dei passaggi a livello burocratico diverso. Però si sta lavorando in questo senso. Per quanto riguarda il collettore, non è assolutamente bloccato, si sta andando avanti, anche con Angelo Cresco i contatti ci sono, quindi logicamente si sono un po' slittati quelli che erano i termini di inizio lavoro e via dicendo. Abbiamo ricevuto rassicurazioni che i lavori non verranno fatti durante la stagione estiva e quindi durante il periodo invernale, e quindi anche su questo argomento qua c'è grande fermento. Questi sono temi molto importanti, come anche quello della viabilità che tu hai citato, e sicuramente la cosa, ecco, facendo sintesi, la cosa che ho notato è che c'è più gruppo, mentre abbiamo messo un pochino da parte quelle vecchie ruggini che si erano create quando andava tutto bene. Il canotto di salvataggio è quello, bisogna salirci sopra tutti. Ma allora, noi senza il lago di Garda possiamo dimenticarci il nostro lavoro, il nostro benessere, tutto quello che abbiamo costruito e che hanno costruito i nostri predecessori, i fondatori del turismo del lago di Garda. Quindi paradossalmente, in un momento di difficoltà e di crisi come quello che stiamo attraversando, e che dovremmo affrontare anche nei prossimi anni, perché guardate che questa situazione è solo l'inizio. Io non vorrei essere è vero che bisogna essere ottimisti e bisogna guardare, però c'è bisogno di grande impegno, dovremmo rimboccarci le maniche, e per riuscire a recuperare o rivedere i numeri che vedevamo l'anno scorso ci vorranno almeno 2 anni. Ma i tedeschi vengono giù e noi li aspettiamo. No, allora c'è di bello che i tedeschi non vedono l'ora di arrivare, perché Esatto. continuiamo a ricevere testimonianze, telefonate,
mail, messaggi. Loro hanno una gran voglia di tornare, non vedono l'ora di venire giù da noi. Certo è che abbiamo perso sicuramente 3 mesi di stagione, Sì. che capisci bene che su 7 o 6 e mezzo che è la 50%. Poi non tutti verranno giù, perché è comprensibile chi è che ha voglia di venire a fare le ferie con la mascherina, piuttosto, ammesso e concesso che verrà tolta dai primi di giugno, chi è che ha voglia di venire mantenendo le distanze, i ristoranti, perché ricordiamoci che il turismo non è solo albergo, il turismo è fatto di extra alberghiero, di turismo all'aperto, ci sono i ristoranti, ci sono i negozi, c'è l'intrattenimento, quindi anche il fatto che da noi ci sono ancora delle discoteche che hanno la forza di reggere e le discoteche saranno gli ultimi a ripartire, quindi è tutta una filiera che è difficile da comprendere, però è importante se lavora assieme, quindi tedesco sicuramente ritorna e non ha voglia di non vede l'ora di tornare, però vuole anche, perché sai quanto loro sono molto attenti su queste cose, vuole anche essere rassicurato per quanto riguarda tutte le procedure, e la sanificazione e quant'altro. Ecco, e allora Iva, io come abbiamo ricevuto un bel messaggio, speriamo bene per tutti, ti ringrazio ancora per averci concesso questo appuntamento, questa tua disponibilità. Magari ci sentiremo in futuro per fare il primo dati di inizio Certo, stagione. Ti ringrazio volentieri, ancora per la tua disponibilità. volentieri, Ringrazio se vuoi, tutti. Dimmi. se vuoi che magari quando sarà metà luglio o agosto ci colleghiamo di nuovo e vi tengo un pochino, vi facciamo un aggiornamento, io sono a tua disposizione. Perfetto, io ti segno già. Io Ok? ringrazio, io ringrazio tutti le persone che ci hanno seguito e auguro a tutti una buona serata e l'appuntamento a domani sera, sempre alle 21, sulla pagina Economia Forte e Futuro Migliore. Grazie Iva e buona serata a tutti. Grazie Matteo, ciao a tutti, grazie.